Mestre è centrale, fondamentale, deve avere un ruolo di sviluppo del nostro Veneto, anche dobbiamo pensare a come valorizzare le infrastrutture, il porto, le aree industriali che si possono riqualificare, magari attirando qualche grande azienda che possa fare da hub. A una settimana dal voto, Giovanni Manildo, candidato del centro-sinistra alla presidenza del Veneto, sceglie Mestre come palcoscenico per rilanciare il suo programma elettorale, percorso che prosegue con i ragazzi di Futura e di altre realtà studentesche universitarie. Insieme hanno stilato i 5 punti del manifesto programmatico, tra cui La casa per poter vivere la nostra regione e la nostra città in maniera giusta e adeguata, ma anche le nuove solitudini, per esempio delle fasce più vulnerabili, degli anziani che devono comunque avere le opportunità e le garanzie per rimanere nel nostro territorio. tra priorità infrastrutturali, politiche sociali e attenzione alle esigenze dei cittadini, Manildo punta a far sentire la sua voce negli ultimi giorni di campagna, cercando di consolidare consenso e visibilità in una fase decisiva per le elezioni regionali. Un'altra cosa che dobbiamo dire è che la Regione ha lasciato un 30% di immobili di proprietà pubblica sfitti, inagibili. È fondamentale ripartire con politiche serie di riqualificazione che ricreino sviluppo, rigenerazione urbana, quindi ha proprio particolarmente senso partire da Mestre con la voglia di ricostruire il futuro unendo tutte le forze vive della nostra società. È una bellissima avventura, una campagna elettorale che ha voglia di ridare fiducia ai veneti, di stimolare la partecipazione, insieme a creare futuro, avere una visione per un Veneto che ha bisogno di pensare più a lungo termine, ha bisogno di pensare in prospettiva, e mi fa molto piacere essere qui insieme a dei giovani che sono i protagonisti della nostra campagna elettorale.